Dopo la sosta pasquale l'Atletico Messina riparte con carattere, cuore e fame di punti al Sorbello Stadium. I biancoazzurri piegano il Città di Mascali al termine di una sfida intensa, viva, mai banale. 3 punti pesanti che tengono accesa la fiammella della salvezza diretta, ora distante appena 3 lunghezze, proprio dagli etnei. L'avvio è subito caldo, il Mascali protesta per un contatto in area ma l'arbitro lascia correre. Sul ribaltamento di fronte l'Atletico Messina risponde immediatamente, Barbosa si coordina e calcia col destro, ma il portiere ospite è attento e dice di no. La gara non concede pause, gli ospiti si affidano alle palle inattive e serve un grande Previti per tenere in piedi i suoi. Si resta su ritmi alti, ancora Cucè, questa volta dal limite lascia partire un sinistro preciso che esalta i riflessi del numero 1 catanese. L'Atletico spinge, Guglielmo sfonda sulla sinistra, mette un pallone teso al centro, Di Natale si avventa ma manca l'impatto per centimetri. Nel finale di primo tempo il Mascali prova a farsi vedere ma senza trovare il guizzo giusto. Nella ripresa cambia l'inerzia iniziale e il Città di Mascali a partire forte è deciso a cercare il vantaggio. Gli ospiti creano più di un pericolo, soprattutto su calcio d'angolo e su punizione, ma trovano sempre un Previti impeccabile, sicuro, insuperabile. E allora, come spesso accade nel calcio, dal possibile gol ospite nasce quello decisivo, con Signorino che aggancia un lancio di Guglielmo, salta il portiere con freddezza e deposita in rete col mancino, il palo, poi la deviazione di un difensore accompagnano il pallone oltre la linea. Esplode il Sorbello Stadium. Nel finale il Mascali tenta l'assalto disperato, ma le conclusioni non trovano precisione né fortuna. A complicare tutto arriva anche l'espulsione del numero 14 per proteste, ospiti in 10 negli ultimi minuti. Il triplice fischio sancisce il successo dell'Atletico Messina che sale a quota 24 punti, resta terzultimo ma si porta a -3 proprio dal Mascali. La corsa salvezza è ancora aperta, restano 180 minuti per provarci fino in fondo.